Si ha respirado, Pacacoy, Gominas, Larja, Ai bien Chacara Fornès, dal Fornès è la nostra radice, la nostra identità e al nostro modo da iesi, parce che la supa la nostra storia, e quando ludo prom, al si torna in davor se che riuni. Dal Fornès agli ultimi riguardi al nostro paese, quando la gente era parte di una comunità che bastava a se stessa, pisa e forse si rada, ma attiva e salda dai suoi valori semplici e veri. Volei ben al Fornès e dopralu, a vuol dire volei ben a noi stessi, a se che sono stati e a se che podonci moiesi, parce che si porta un mondo che è sparito, ma che poi mo insegnassi altro. Se si dismentia una lenga, al mondo al diventa più puerin, più banal, du compagno, e a questo hai un gran picciato. io i suoi di forma. A tu sei il calbato di P, è inutile. A tu sei solo qui e hai la tua radice, no? È una lingua che si capisce di vista. E tu pesca e c'è una comunità viva. E per me al Fornès è la mia madrelingua. Si sente si coinvolge con la gente che giocare a Fornès. Perché io prima di a scuola all'asilo, quindi discorrevi per noi l'italiano. Si sta meglio insieme, no? Quando si parla in fornese. Giocare Fornès hai come veio una barriera. Io ho incontrato una ventina di anni fa una fiuta che stava a lavoro di me che era emigrata in Australia e lì con me è venuta a discorrere Fornès come che fosse stata sempre in forma. Un Fornès che io ci molti da voi mi dà i brevi suntini e agli altri da dire al Fornès hai la melenga. Hai una roba profonda, hai particolare, perché cercherà Fornès, cercherà italiano, un Fornès a cambia. È tutto. Al mondo è cambiato e tante parole stanno perdute per sé che non serve più. Ad esempio, tutta l'abbondanza di parole legate alle svuoras di una volta. E tante svuoras erano dedicate al fen, che è stato per la vita in for per secoli. Fa fen era il lavoro più importante dall'Istat. Las feminas di for as lavorava come formiutas, che smettiò se che serve per l'inviar. Infatti, dal fen dipendeva la possibilità da mantenere las vaccias, e la vaccia era tut, ad avallat, all'ont, al formai, all'idan par coltà. E con se passione e amore as lavorava che feminas, anciata la spisa las robas, pisa las cortas da metti sul tulat, che svaleva pi da laur. Prima si faceva fen vicino al paese, dopo si trasmudavisi pin su. Dai pras pin bas, che i coltas cullidan d'inviar, o appena sudaiola neve, si faceva doi o ancia tre tais. Al prima era la cultura, al secondo all'altiguoi, e quando al tempo lu permetteva si avancia l'altigurin. All'idan al veniva minata i pras con la carriola o con la bicchina col casson sora. Invece su palarriba sal veniva portat col sei.
Al sei si lo chiamava sulla musa, si metteva un sac per la schiena e si lo portava ai pras. Dopo veniva distirato e frussato con la forcia. Dopo veisi alla cultura, femmina, sviciusse e canaia e si tramudava talas casas fuori dal paese. Val di Laur, Davaras, Mauria, Misiei, Tamaras, Puonsas, Parsupagn, Varmost, Daguosas, Clapuniei, Pradas, Tavarons e Sesalas. Chis ciupuosc, che voien divintas boscs, era curas e plen di flors. Dopra che casas, voleva di ancia curai a pras, tigninessi trois, incanalà las riusas, rigolà mursa sex, cagnossi l'ambiente tigni lucond. A chi assisiava e si intassava al fen, sui tulas, che dopo, iopa l'inviar, i portava talla vila o con la bichina o col ciar dal fen. Duc i faceva canaia come i granci, la canaia faceva per canaia e i granci faceva per i granci. Avevi dormioni taltulati all'epoca, E mi mettevo sul portone del tulato e dicevi mamma se fleta chi von sia e li vavi. Però me pare a me la contato che suo bisnonno asiva te acula britala a tori albas per vei al fen, la lasava nancia un sticco. Forse disfrancare in peste in classe. Si capisce per vei lei, ma se perché cresce l'alba fino attorno al tronco. Se fosse vedere le foto, si pensa tutti di sdrancarsi. Che era proprio per me, era sempre bisogno di freddo. Si levava presto per governare e dopo per sia, perché non si può sia un dopo merdi sotto un sorelli di plomb, nancia dopo dalla sdesi e parlò, era dura. E io esivi sempre a Ristilà. Con chi tornavi io in Francia avevi sempre la splaya sta la mano a causa del restiere. Ma io ero così contenta. E mia Madonna e mia miseria mi dice, ma perché fai tu così? Mi dite, ma hai la mia vita, hai conosciuto che e mi posso fare di manco. Li va presto e si dormì non tardi, perché all'epoca subito dopo guardare la sera si va a dormire che era cimodipo. Alla fin dall'estate avveniva in plaza tirata a tocchi i bulletins. Riba certa si mondo la canancia las bacias arriva a passonà, sora las mons, tudali, crusicala, risomiele e puntioi. Aveva diritto ai bulletins las fameas che sveva palà la neve l'inviar print alla stradas dal paese. Infatti, una volta l'Unione faceva la forza e Ducci collaborava per il ben del paese. Las stradas dentro il paese veniva dividudas ogni 12 fameas, las dozenas, e era il capodosena, che misurava 3 canas pirom. Era tutto una corsi d'avor di rumors, la gente che si clamava da una banda che altra, la canaia che si gava vivadas e di rumors dalla gente che faceva fen. E di odors, che dal fen appena siat e che dal fen sec. Si taccava si alla banora prest, con la rosada per che la falsa tagliava di pi. A vedi las feminas sia era biel, assisiva in davanti un planin, ma senza mai firmarsi. Una sfalsada e un passo in davanti fin quando arrivava in som e in banda slassava las sols. Tanta rias di arba che dopo sveniva ingoinadas. Al fen veniva assicciat sul prat se era bon tempo, se no veniva portat sulle alcias dallas casas, ci monti in vert e i fassi si clamava balotas. Par si cialut al prat, si scugniva siralu dopo di miesdì con ristiel. La sera dal prindì, dal colada la rosada, o se si vedeva arriva la ploia, si faceva i cagoi. Quando arrivava la ploia, era tutto un cori, un tiradongia, un clamà, fa la svialmas per no bagnare il fen. E se si bagnava, amen. Ai pidi scaluanias. Ne restava altri che fa, che mettisi al covri in pas, e torna da capo. L'uomo dipendeva dalla natura, al giaudeva e pativa con lì, e lì dava la misura dal tempo, e dà i limiti dall'uomo. Allora usava per sé che i gambi dall'alba diventavano più fragili
che tu sei, tu sei, diventa riposo, la rosata siamo perché. E mi pensi anche dai cagoi. Quando cassiava veniva questa sbiega sos, duci prassa, rias, bellissimo, che si toccava ingoinavano e disnargià che su soldi che veniva con la fase. Una volta ingoinata, che il sorello intanto aveva studiato la rosada, si isiva a snargià cagoi. E cagoi si snargiava il nome quando la rosada era studiata. Quindi tu vas in Mauria e basta che tu si cagoi col culo in su. E io si giudei in Mauria e ai girati cagoi col culo in su. Così, quando sei arrivata, e in tutto il resto. In Mauria era fine 800, bisogna dire. Sofia, che era in Svizzera, risulta migrante, e ha portato al primo suoi di plastica, per cui oggi cagoi. Però mia madre non ha voluto, perché ha detto che le svatte non si mangia volentieri. Cacamò, con che vedi Guido dalla mia finestra, che zacchettata sia all'imballa al zero rimena, io resti affascinata da vedere questa roba qui. Ma mia madre sicuramente ne dava da mangiare alla selvaggia, perché lì aveva un'altra ciao, aveva un'altra maniera di vedere le bestie. Perché le bestie, se tu le trattas bene, as disegno come amigas. Mula asfaltata sassiava, una davanti, una davanti. Di là, dalla vara di là, era una vecchia, col parighe pliazzu che aveva la polenta e formai, perché si lasciava il senso da te, no? E dopo così va su, bocca sembrava su insomma, si mangiava una bucciata, no? E allora la Lita, che allora si chiama da vedere che la vecchia che faceva il movimento della falsa, e Tommasò dalla tenda al roof della polenta. Allora la vita di guarda che tomare la polenta, appena che la vecchia volta il vuole, bisogna curarsi lassù. E se la senso da curare su la fletta dalla polenta. Questo dice tutto. Tenevioni, non c'è un par di stivali o di schivei schianca, ma viene così in dalbida su per la riba. Pensate che mica era camminato con questa roba qui, col fasso per la schiena e tutto. Non era facile. Per me mi piaceva più di tutto, perché lassù erano tutta roba giovane. E dopo era bello da ridere, dopo veniva in casa i pastori, se veniva già il pastore senza loro, poi da morire da ridere. Ogni tanto veniva il conte, si metteva insomma il piccolo e faceva vivada. Mula, si sono arrivata! Ecco che era bella. Ne sentivano mica la stanchezza, erano belle, no, stavano stare senza, forse brutte, buone, sai, ma erano contente. Ne von patite, ne von vait, ne sono state contente. Forse perché erano giovani, forse perché era giusto così. Ne erano nominati. Era giusto così, che chiamato rischi un po' a rings. Ma ne erano un po' a rings. La banora dal di dopo, quando al sorelle aveva sui alla rosada, i cagoi i veniva slargias. Dopo miesdì un'altra sirada e se al fen era ben sec, si faceva i fas. Si taccava tiradongia con ristiella al fen, si faceva la sblest, si tindeva la premidora e si taccava metti sora la sblest. Per fa un fassa contava 5 o 6 blest. Dopo si sirava la premidora e si stringeva la quarta. Davor la schiena si metteva la blest dal culo. Al fas si va raspat per non piardi fen per strada. I fas i veniva portati sul tular e a qui spandò sul tasiel. La canaia saltava sora per far caso ben al fen, così andastava di pi, ed inviar, se si lo tramudava, col fiar da fen al veniva tagliat e ciamat sulle sbichinas. Clap,
Claro, io non sai come che si faceva, col peso del passo. E dopo, fatta il ciara, si partiva. Io ho veduto i miei riquar sempre, io dos, dall'arba appena siata, dall'arba quando tu la giravas, quando tu facevi si cagoi la sera un altro dolcimo, al fen, per portarlo sotto l'altro, e dici, sottissimo e sec. Perché se no veniva la lufa e la sbaccia la faceva pialla. Giravo bene, guai metti il peso al fen. E dopo veniva finalmente questo momento da fai fas. Il rito dei fai fas era un rito, solo se era vicino alla strada si va bene. Ma se tu eri lontana, voleva dire porta su le spramidoras, le soias, fas ciù fas e porta aiuso. E si portava sotto là, la canaia, la mularia, erano gli addetti espandi. Perché sotto là dopo bisognava fare bene queste sbleste che fas e spandi per tagliare bene. Era per fracassare, per scappare da steva mia era. No? Quindi era un rito per le svacce che non per i cristiani viveva questa cura, no? Era una cura estrema. Che voleva ben per uno scopo ben preciso, perché le bestie era per la sopravvivenza. Ogni tanto dopo si minava anche il fen dalla vela, si faceva il ciaro veniva tirato dalle persone, no? Che cambiasse per essere strasinalo, in che volta ne ti lasciava strasinare perché a tu fruavas, prendi giù la prima d'ora e dopo tu fruavas senza al prato, e allora ti credeva, tu dovevi portarlo sulla schiena. Si faceva coi fas, 6 fas, e si uliava ben corridi, e dopo la sveccia addirittura si passava da voi a cura su corristieri, si passava sul bifrost. Al fen, non è che se lo portano a me su, e arrivano a Pisala, ma sono as con un fas di fen, super armato, as si invalivano la sede, dopo as a Zoana, e dopo oggi ma per là arrivano a stare più. Perché era venuto la neve e la svaccia era picciata, se la poteva mangiare, se la sentiva bottolata insomma le monte. E la bionda, che era in svelta di lenga, diceva, ma sacramente stupido si vede. Per segno fa la casa lassù, e non la porta su. Io da Pisa ieri l'ha detta alla Siraia e veniva da prima niente alla Villa Verde, villeggiatura, e spasseggiava questa signora senza in là con queste borsette, con queste pettinaturas, e ho davvero qui come barghessa scurtas, per sports, tutta sudata con questa coda di cavallo, una signora mi ha detto, oh che poverina! Allora io riviaggiasa e parto un sosciufassio con l'angoscia nel cuore e sono dalla sentes e ho attaccata io dalla villa mi va di più. Secca una signora mi ha detto poverino te che vai e mi ha detto così ma mi sono svergognata e mi ha detto tu poverina ma guardati che tu sei ritratta alla salute loro sono poverina che spaia per venire in fuori a flagare la nostra aria. E questa era la vita rurale, no? del prasto. Al bosco si le mangiate, si sta mangiando pras, passons e riquars. Al comanda lui, la val ha cambiato calò e aspetto. I volaresca i giovani, i vestono da impensarsi di come che vanno fatta la nostra agricoltura. Di come che è ironico. Ecco, io vorrei fare un monito ai giovani di fuori, non a me di fuori, a tutti i giovani, che la montagna bisogna viverla, bisogna tenerla con, bisogna voler bene, non distruggerla. Irioni così.